La reazione è immediata tanto per chi sta tutelando effettivamente la parte sport in senso generale, quanto chi come noi, grandi impianti pubblici come le piscine e le palestre, si è scatenato tutto un insieme di messaggi, inoltri, contatti a valanga per tentare di portare raziocinio a questa normativa. In questo momento stiamo tentando di portare la competenza al territorio e quindi sia la regione in grado e competente su proprio quelle che sono le strutture a decretare chi possa essere aperto e chi vada chiuso. Noi siamo soggetti a controlli mensili da parte delle aziende sanitarie, per cui è ben monitorato l'apparato di sicurezza e igiene che avviene nelle nostre strutture. Siamo inoltre una risorsa per il sistema scolastico, garantendo la possibilità di gestione di spazi utili e sanificati, nonché certificati, alle scuole superiori, che vengono quindi a fare attività motoria, natatoria nei nostri impianti, liberando così spazio all'interno dei plessi scolastici.